Il prefetto romano si sta lavorando alla Cremente, la prefettura è in prima linea per discutere con tutti nella consapevolezza del grande ruolo che sul tema deve svolgere la regione e dai 5 Stelle all'Ars informare i cittadini su come verranno spesi i 10 milioni per l'acqua. Il ministro Nordio acquisisce gli atti sul femminicidio di Lorena 40. Assemblea dei segretari generali della provincia mentre l'Ars approva la manovra Quater. Incendio alla Omnia di Licata, scattano 10 arresti da parte dei carabinieri. Telemedicina per un collegamento diretto tra Isicani e cardiologia di Sciacca. Immigrazione in arrivo 45 milioni per Lampedusa. Intervento che limita la pericolosità di una deviazione in via Alessio Di Giovanni e conclusione dei lavori di messa in sicurezza del costone Favignana di Monserrato. Festa dell'amicizia Rivera, tour della legalità all'Istituto Martin Luther King di Favara e 2 nuovi libri per Pascal Schembri. Delusione dei tifosi per l'eliminazione dell'Acragas dalla Coppa Italia di Serie D. Progetto Scuole in campo presso lo Sport Village Bellavia. A tutti un saluto dalla nostra redazione. La crisi idrica è in apertura del nostro telegiornale perché dopo la riunione dei giorni scorsi in cui l'assessore regionale al ramo Roberto Di Mauro ha sostanzialmente demandato ai sindaci la responsabilità di approntare soluzioni, noi oggi abbiamo sentito il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Perfetto, una domanda sull'acqua. C'è stata una protesta degli abitanti dei comitati di varie associazioni Agrigento, Caltanissetta e Terna con l'assessore Di Mauro. Ecco, che tipo di riscontro ha avuto lei anche come prefettura? Ci saranno delle azioni che si svolgeranno prossimamente? Guardi, io quello che le posso dire è che noi siamo sempre a disposizione anche della regione, oltre che del governo centrale dal quale dipendiamo, per ogni necessità di coordinamento e di intervento in emergenza. Però deve essere ben chiaro che le strutture idriche, cioè le strutture che servono per portare l'acqua ai cittadini, sono strutture di competenza della regione e degli enti locali. Questo deve essere chiaro. Se il prefetto avesse un budget per questo sarebbe ben contento di spenderlo, ma non ce l'ha. La prefettura non è un ente che eroga risorse idriche. Ciò non toglie che, voi lo sapete, mai ci siamo fatti indietro durante l'estate scorsa quando si è trattato di dover assumere anche forti interventi, forti decreti d'emergenza per assicurare l'acqua dove fosse possibile e dove era possibile, dove si trattava di spostarla al limite da una parte all'altra, di distribuirla, ma creare la risorsa, ecco, questo spetta alla regione e agli enti locali. E le opere che si faranno nell'Agrigentino per contrastare l'emergenza idrica dovranno essere corredate da ampia e dettagliata relazione. Lo prevede un emendamento all'articolo sulle variazioni di bilancio discusso a Sala d'Ercole a firma della deputata 5 Stelle Roberta Schillaci. I cittadini che hanno scontato e scontano sulla propria pelle la devastante crisi idrica e che nei giorni scorsi sono venuti a protestare sotto gli uffici della presidenza della regione, dice la deputata, devono essere informati con la massima precisione sulla destinazione finale dei 10 milioni previsti dalla norma. È un atto doveroso, conclude, nei loro confronti. Cambiamo argomento, si torna a parlare del femminicidio di Lorena 40. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha acquisito gli atti del processo.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha acquisito una relazione della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, davanti alla quale si sta celebrando il processo bis sul femminicidio di Lorena 40, la giovane favarese uccisa dal fidanzato nel marzo del 2020. Ha reso nota la comunicazione il quotidiano Grandangolo, che sottolinea come la nuova circostanza emerge dalla risposta scritta del Guardasigilli ad una interrogazione presentata lo scorso 4 novembre dalla deputata agrigentina Giovanna Iacono, che insieme ad altri colleghi aveva manifestato alcune perplessità all'indomani della decisione della Cassazione di annullare la sentenza di condanna all'ergastolo limitatamente alla concessione delle attenuanti ormai note come stress da Covid nei confronti dell'ex fidanzato della povera Lorena. Da tale relazione, scrive il ministro, si evince che, fermo restando che la responsabilità dell'imputato per il femminicidio è stata definitivamente accertata, al giudice del rinvio è stato rimesso di vagliare nuovamente il solo profilo afferente alla riconoscibilità delle attenuanti generiche. Il Guardasigilli prosegue, ci ha detto, trattandosi di vicenda ancora sub iudice, il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria precedente impedisce di entrare funditus nel merito della decisione. Il processo riprenderà il prossimo 28 novembre, quando, dopo eventuali repliche, potrebbe già essere emessa la nuova sentenza. Assemblea dei segretari generali della provincia di Agrigento, finalizzata a discutere del nuovo contratto collettivo nazionale delle funzioni locali della categoria, sottoscritto lo scorso 16 di luglio. Per noi c'era Arturo Cantella. Una riunione oggi qui presso la sala Giga dell'ex provincia con i segretari provinciali delle vari comuni siciliani. Ecco, qual è l'obiettivo di questa iniziativa che lei ha inteso, segretario? Sì, l'abbiamo pensata insieme al prefetto di indire un'assemblea dei segretari per meglio affrontare il problema, le questioni attinenti al nostro nuovo contratto di lavoro. Ma in realtà è anche un momento, soprattutto un momento di incontro tra appunto i vari segretari per fare anche il punto della situazione della categoria che è sparpagliata tra le varie realtà locali. Purtroppo ognuno di noi, per il lavoro che fa, cura il proprio orticello nel proprio paese, ma magari si perde di vista l'unità della categoria. E quindi questo incontro serve, anche con l'aiuto di Sua Eccellenza il Prefetto, a raccordarci, ad avere un punto di riferimento, di incontro, che ho pensato di svolgere appunto a livello provinciale, come segretario provinciale, raccordando le varie risorse che sono appunto utilizzate nella ampia provincia di Agrigento. Quindi non solo materie economiche, diciamo, di contratto di lavoro, ma anche, diciamo, compiti istituzionali. Compiti istituzionali, sì, perché anche il nuovo contratto di lavoro comunque batte su temi nuovi e quindi questo è il momento per adottare delle linee unitarie per evitare che poi in alcuni comuni taluni colleghi affrontano le problematiche in un certo modo e in altre in altro. Proprio per evitare direttive, per evitare come dire, delle direttive di natura eterogenea e quindi comportarsi in modo omogeneo, queste riunioni servono proprio a raccordarci tra di noi. E devo dire che da tanto tempo che non venivano effettuate delle riunioni di questo tipo, magari questa è l'occasione per riunirci come categoria. Un'interessante riunione oggi dei segretari dei comuni indetta alla provincia di Agrigento, ecco, che verte non solo materie di lavoro ma anche un'azione di coordinamento fra i vari responsabili provinciali. Soprattutto, ragioniamo un attimo su che cosa stiamo facendo, non è né la prima né l'ultima.
d'accordo con il segretario generale della provincia, il dottore Morosia, e con tutto il mondo variegato e importante dei segretari comunali, noi stiamo organizzando diverse riunioni con i segretari. Perché? Perché è importante che questi dirigenti, che dipendono dal Ministero dell'Interno ma lavorano presso i comuni, come sapete sono scelti dal sindaco, ogni sindaco può scegliere, ma nell'ambito di un albo che è ministeriale. Quindi deve scegliere dei professionisti che hanno superato un concorso, un difficilissimo percorso di studi, e che portano quindi nei comuni, anche nei più piccoli, dove magari non necessariamente c'è una dirigenza, portano livelli alti di conoscenza del diritto e di capacità amministrativa. Ecco, questo è il ruolo del segretario. Coordinarli perché? Perché tante attività devono essere fatte, se vogliamo che siano efficaci, fra più comuni insieme. Cosa si contesta oggi, per esempio, di molti finanziamenti del PNRR? Da molte parti si dice: se diamo una strada in questo comune, una piazza in quell'altro, una scuola in quell'altro ancora, manca il disegno, mentre magari realizzare un'importante arteria di collegamento che passi da più comuni, insomma, sappiamo tutti quanto Agrigento ne sia bisognosa come provincia, oltre che come città. Ecco, questo è il concetto del coordinamento, mettere più comuni insieme. Lo facciamo molto spesso con i sindaci, ma va fatto anche a livello amministrativo con i segretari. E l'ARS ha approvato la manovra quater da 500 milioni di euro con 33 voti favorevoli, 19 contrari e 3 astenuti. L'ARS ha approvato la manovra quater da 500 milioni di euro, 33 voti favorevoli, 19 contrari e 3 astenuti. Penso che questa sera abbiano vinto i siciliani e abbia vinto questo Parlamento per il lavoro fatto in 48 ore, così ha detto il governatore Renato Schifani rivolgendosi all'Aula. C'è stata un'ottima interlocuzione, ha sottolineato su questa manovra, e non mancherà certamente per la legge di stabilità. Una delle misure più discusse e poi stralciata riguardava intanto lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati a favorire l'aggregazione tra imprese e investimenti in Sicilia attraverso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia. Provvedimento fortemente voluto dall'assessore regionale all'economia Dagnino, bocciato a causa di malumori interni alla maggioranza, evidenziando comunque tensioni presenti all'interno del centrodestra. Ma si è detto comunque estremamente soddisfatto l'assessore Dagnino. In questa manovra ha sottolineato c'è il 90% di spesa per investimenti, penso sia un risultato straordinario, così ha concluso. Incendio della Omnia a Licata, scattano 10 arresti da parte dei carabinieri. Nelle prime ore del mattino di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto dei colleghi dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia, Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di altri 10 indagati, dei quali 4 in carcere, 2 ai domiciliari e 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nel medesimo procedimento penale, per il quale lo scorso 16 ottobre sono state tratte in arresto 3 persone, 2 delle quali ritenute responsabili in concorso tra loro dell'incendio doloso ai danni della ditta Omnia SRL con sede a Licata, che si è verificato lo scorso 20 gennaio e che ha causato, secondo le misurazioni fatte dall'ARPA Sicilia, una grave compromissione dell'aria per la diffusione di sostanze altamente tossiche in percentuali di gran lunga superiore a quelle tollerate dalle norme e dalle linee guida internazionali in tema di inquinamento atmosferico. A riguardo, per 2 di loro, entrambi portati in carcere, si ritiene che abbiano concorso con gli arrestati dello scorso mese a causare l'incendio della suddetta ditta. Per tutti i soggetti colpiti dall'odierno provvedimento, il GIP, prima di procedere alla valutazione della richiesta di misura cautelare, ha dovuto procedere all'interrogatorio preventivo. Le indagini avviate dai carabinieri del reparto operativo e disposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento con l'ausilio delle intercettazioni telefoniche ambientali
protrattosi per circa 10 mesi, oltre come detto a individuare gli autori dell'incendio della ditta Omni, hanno consentito di disegnare uno spaccato di micro e macrocriminalità in ambito sociale di emarginazione e degrado nel territorio dei comuni di Licata, Cravanusa e Campobello, con riflessi sui comuni limitrofi. L'estrema pericolosità manifestata dagli indagati tratti in arresto nelle 2 operazioni di oggi e dello scorso mese di ottobre emerge con assoluta evidenza dal possesso di varie armi da fuoco, dalla violenza e dal clima di intimidazione nei confronti delle persone offese, dalla occasionalità di alcuni episodi di reato contro il patrimonio che denotano una preoccupante facilità nell'aggressione fisica e nella commissione di reati e di rapina, soprattutto nell'episodio di tentato omicidio con una spranga di ferro ai danni di un cittadino extracomunitario, ha scritto a uno degli indagati, effettuato senza una reale motivazione. Inaugurato questa mattina a Bivona un progetto di telemedicina che serve per collegare le guardie mediche dell'area interna sicana con cardiologia di Sciacca. Presentato questa mattina presso l'Aula Consiliare del Comune di Bivona un importante progetto di telemedicina in grado di collegare i presidi di continuità assistenziale dell'area interna sicana con l'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Sciacca. Dunque i cittadini del comprensorio che afferiscono alle guardie mediche del distretto sanitario di Bivona, dunque Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, potranno fruire di una diagnosi tempestiva su eventuali problemi cardiaci acuti ed accedere con immediatezza alle cure più adeguate al caso. Le nuove attrezzature renderanno possibile un canale diretto che, per patologie nelle quali il tempo di intervento risulta di fondamentale importanza per il successivo decorso medico, si traduce in un fondamentale incremento della qualità dell'assistenza. Non è accettabile, ha commentato il direttore generale dell'ASP Capodieci, che a causa di difficoltà di collegamento viario i cittadini dell'entroterra agrigentino siano penalizzati nei percorsi di assistenza. Il vicequestore Roberto Cilona va alla questura di Cagliari. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo ha nominato dirigente della divisione polizia anticrimine della questura di Cagliari, subentrando al primo dirigente della Polizia di Stato, dottore Massimo Marino, trasferito a Roma nei mesi scorsi. Il dottore Cilona, agrigentino, 49 anni, proveniente dall'omologo ufficio della questura di Agrigento, tra i vari incarichi ricoperti nel corso della sua carriera è stato anche capo delle sezioni operative della DIA di Agrigento. Recentemente si è occupato anche della gestione dell'emergenza migranti presso l'hotspot di Lampedusa. E al via oggi la festa dell'amicizia della democrazia cristiana, appuntamento che anche quest'anno si svolge a Ribera con convegni, incontri, dibattiti, tavoli tematici che vedranno la partecipazione di esponenti nazionali e regionali della politica, dell'imprenditoria, del volontariato. Tra i temi che verranno affrontati durante questa edizione l'agricoltura, gli enti locali, il federalismo fiscale e il turismo. Durante la festa dell'amicizia si svolgeranno anche i congressi regionali donne e giovani, al termine dei quali verranno elette le rispettive segreterie. L'inaugurazione della Kermesse avverrà oggi alle ore 18. Quest'anno abbiamo deciso di organizzare negli stessi giorni, sempre a Ribera, 2 congressi, quello delle donne e dei giovani, per riaffermare, se ce ne fosse bisogno, la forte rappresentanza che hanno nel nostro partito. È una dichiarazione di Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana. E adesso parliamo di migrazione, perché a Lampedusa stanno per arrivare 45 milioni di fondi proprio per questo tema.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, a Roma, ha approvato un nuovo pacchetto di proposte di assegnazioni di risorse finanziarie per la coesione territoriale. Fra queste, 45 milioni di euro per Lampedusa che, negli ultimi 30 anni, è diventata, suo malgrado, il simbolo dell'accoglienza, dei soccorsi, dei morti in mare. Il sindaco di Lampedusa Mannino ha affermato che da un anno a questa parte, la gestione del fenomeno migratorio sull'isola è nettamente migliorata, con interventi che hanno riguardato non solo l'hotspot, ma anche aspetti sanitari e la questione dello smaltimento dei barchini. Ieri è arrivato, conclude, un grosso aiuto economico al mio territorio. Adesso i 45 milioni dovrebbero dare una nuova boccata d'ossigeno alle Pelagie, che dovranno impiegarli per un ulteriore miglioramento della gestione del fenomeno. Apposizione della segnaletica stradale in via Alessio Di Giovanni ad Agrigento, mirata a limitare la pericolosità determinata da una deviazione. Ci riferisce tutto Eugenio Carione. Dopo l'intervento del Codacons con il responsabile Giuseppe Di Rosa, il grave problema della sicurezza per i residenti nella via Alessio Di Giovanni a Fontanelle è stato ben recepito dall'assessore alla polizia locale Carmelo Cantone, che ha già disposto degli interventi per quanto riguarda la segnaletica stradale utile a regolamentare la circolazione. Adesso rimane da prendere in seria considerazione anche la posa di un dosso per obbligare gli automobilisti a rallentare la corsa, visto che da queste parti, malgrado la presenza delle scuole e di un parco giochi, finora si è andati avanti nella totale incoscienza, un comportamento da stroncare a tutti i costi per evitare tragedie. Giuseppe Di Rosa, l'assessore alla polizia locale, dopo il tuo intervento, ha disposto immediati interventi per evitare tragedie in questa strada, la via Alessio Di Giovanni, dove tu hai potuto constatare la folle corsa delle auto. Sì, guarda, io stamattina, come eravamo rimasti con l'assessore l'altro ieri, visto che io ero fuori città, di buon'ora mi sono permesso di chiamarlo, era in riunione, siamo rimasti che adesso gli farò una segnalazione per individuare precisa la zona e immediatamente hanno promesso un loro intervento, anche perché ho spiegato che la solerzia sarà, sicuramente eviteremo qualcosa che potrebbe da un momento all'altro accadere, cioè è una zona a traffico immediatamente da sistemare. Anche perché siamo a 2 passi dalle scuole. No, ma c'è la scuola, ho detto all'assessore che c'è la scuola, ma c'è anche questo parco giochi. Noi ci troviamo adesso. Sì, ci troviamo nel parco giochi, ma oltretutto ritengo che lui stesso mi ha detto, dice, hai ragione, ha capito la zona qual è, se è segnalato da te ci mancherebbe, ci fidiamo, provvederemo subito. Ha già in quel momento era assieme al comandante, ha già allertato il comandante, verranno adesso a fare un sopralluogo e procederanno immediatamente. Si è parlato anche di un dosso, l'unico deterrente forse? Il dosso l'ho chiesto, mi ha detto che dovrà chiedere se ci sono finanziamenti in atto, se hanno in cassa dei soldi. Io mi sono permesso di dire che adesso, parlandone anche con te, proporrò che se eventualmente dovesse essere un problema economico cercheremo assieme ai ragazzi del comitato di Fontanelle di trovare una soluzione e avendo un'autorizzazione sicuramente i ragazzi non lesineranno lavoro e lo faranno loro stessi, come stanno facendo grandissimi lavori qua a Fontanelle. Anche perché per la sicurezza non penso si debba parlare di soldi, di come. Sai, purtroppo le casse comunali non sono floride da un bel po'. Valuteremo questo, adesso io chiederò se è un problema economico, valuteremo se i ragazzi se la sentono di farlo in minimo mantenimento e capire se si può riuscire a farlo. L'importante è averne parlato allora. Ma è importante averne parlato, aver segnalato e onestamente devo dire l'assessore si è subito reso disponibile, anche perché ritengo che non poteva farne a meno, perché il caso merita attenzione. E fine dei lavori con la messa in sicurezza definitiva del costone di via Favignana nella frazione di Monserrato, la soddisfazione dell'assessore Marco Vullo. Fine dei lavori con la messa in sicurezza definitiva del costone di via Favignana nella frazione di Monserrato. Soddisfatto l'assessore Marco Vullo. Da oggi possiamo dire a ragion veduta
afferma sia aperta la luce per i cittadini della frazione agrigentina con la messa in sicurezza del costone. È stata una delle mie prime battaglie politiche in questi 12 anni di attività consiliare e amministrativa che vede finalmente la parola fine a questo disservizio. Nei lunghi anni d'attesa, afferma, non mi sono limitato solo ad esternare la problematica dopo svariati incontri con il comitato dei residenti, ma ho più volte sollecitato parlamentari e organi regionali ad un intervento definitivo. I 2 milioni di finanziamento, spiega, con l'apertura dei cantieri, hanno permesso in 2 anni il raggiungimento dell'obiettivo finale con il ripristino totale del costone che ridà serenità e tranquillità ai residenti di via Favignana. Da qui a fine mandato, conclude l'assessore Marco Vullo, sono certo che altre criticità in corso saranno un ricordo per una città, Agrigento, che seppur oberata da problematiche oggettive, con il sostegno di tutte le istituzioni ha cominciato a fare dei passi avanti dopo avere costruito. Il tour della legalità dal titolo Essere rompiscatole ha fatto tappa all'Istituto Martin Luther King di Favara. Ospite Giuseppe Trovato, attivista antimafia. Le interviste al dirigente scolastico Mirella Vella e alla docente Giada Atanasio. Il progetto Essere rompiscatole fa tappa a Favara, nel suo istituto. Cosa rappresenta per voi? Sì, è un momento molto interessante che si coniuga con quelli che sono gli obiettivi e le finalità del nostro PTOF. Ovviamente l'educazione alla legalità occupa un ruolo preminente ed essenzialmente il punto di riferimento, deve essere il punto di riferimento per i nostri ragazzi, per cui oggi veramente accogliamo con grande gioia sia il dottore Trovato che in collegamento telefonico saremo con il vicepresidente antimafia della Regione Sicilia a parlare di legalità a 360 gradi per fare crescere cittadini responsabili e soprattutto che siano consapevoli dell'elemento imprescindibile di osservare le regole in ogni circostanza, in ogni momento della loro vita. Fa tappa a Favara il progetto Essere rompiscatole, ospite l'attivista antimafia Giuseppe Trovato. Quale messaggio intende lanciare questa iniziativa? Sì, il progetto Essere rompiscatole parte da una lezione bellissima di Padre Pino Puglisi, che rivolgeva ai suoi ragazzi quando ricordava a tutti loro di iniziare le loro giornate, iniziare la loro vita rompendo le scatole. Lo faceva figurativamente, prendendo una scatola e saltandoci di sopra, per raccontare che bisogna cercare in tutti i modi di non accettare le cose come stanno, ma di lasciare sempre un cambiamento e di lottare sempre contro le ingiustizie, contro l'indifferenza, ed è questo che il progetto Essere rompiscatole ha l'obiettivo di fare: divulgare e condividere una cultura della partecipazione, una cultura della legalità, una cultura della lotta contro le ingiustizie e contro le sofferenze, per non farsi mai piegare alle ingiustizie, non farsi mai piegare dall'indifferenza. I giovani di adesso rispettano le regole? I giovani di adesso, secondo me, come insegnava un grande presidente della nostra Repubblica, Sandro Pertini, hanno bisogno sempre di esempi di onestà, esempi di legalità da parte dei più grandi. E se hanno questi esempi, io sono sicuro che non faranno un passo indietro da parte del loro ruolo, ma riusciranno a rispettare le regole. Ti chiedo l'importanza di questo progetto Essere rompiscatole al Martin Luther King di Favara. Sì, è un progetto che ha l'importanza di radicare dei contenuti di legalità, la coscienza di una legalità. I ragazzi in realtà ce l'hanno, hanno insito il desiderio di voler vivere in una società migliore. Incontri come questo con Giuseppe Trovato e Ismaele Lavardera e tanto altro che abbiamo programmato anche in accordo con le istituzioni del territorio ci consentiranno di aiutare i ragazzi a sviluppare la coscienza della legalità intesa come morale e come obiettivo di vita. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2 nuovi libri per lo scrittore italo-francese Pascal Schembri, la presentazione venerdì 15 novembre presso il ristorante Madison alle ore 18 e ci sono le anticipazioni nel nostro TG. Pascal Schembri, altri 2 nuovi libri e un grande evento nei prossimi giorni. Quale? Allora, venerdì 15 novembre al ristorante Madison presenteremo 2 miei ultimi libri, L'arma del potere e Figli adottivi, organizzato dalla Casa del Libro del Real Monte, dell'Associazione Casa del Libro Pascal Schembri. I relatori saranno Fabio Fabiano, Mariella Bruno, Esther Monachino e Luciano Garruba. Parleranno dell'Arma del potere e Figli adottivi. Sono stati già presentati a Roma, che riscontro ha avuto? Sono stati presentati a Roma alla Banca Generale in via Bissolati. È stata una serata molto, molto interessante perché c'erano molte persone. Dopo l'abbiamo presentato anche al Palazzo Valentini in piazza Venezia con altre personalità, soprattutto l'Arma del potere, perché anche se c'è qualche anno che è stato scritto, ma è molto attuale con tutto quello che succede diciamo nel mondo, nella politica e negli affari. In particolare l'Arma del potere è un thriller. Come mai Pascal Schembri scrive un thriller? Non è il primo che ho scritto, a dire la verità. Questo io l'ho ambientato negli anni 60 nella provincia di Agrigento, quando incominciavano, diciamo, gli imprenditori a costruire, e quindi l'inizio è la storia di due famiglie che volevano tutte e due il potere. E quindi succede che vieni preso, fanno sparire un bambino, diciamo, di una di queste 2 famiglie, e dopo la storia si sposta al Parlamento, al Vaticano e in giro per il mondo per ritrovare questo bambino. Comunque chi l'ha letto mi hanno detto che è un thriller molto, molto interessante. Non devo essere io a parlare bene del libro, naturalmente. Mentre i Figli adottivi invece allora, un po' ripercorre la storia di Pascal Schembri. Sì, i Figli adottivi è un'antologia di tutti i miei libri pubblicati. Ho pensato di lasciare questo come testamento letterario, e quindi in questo volume ci sono 56 libri pubblicati. Infatti nella copertina si vedono tutte le copertine dei libri pubblicati, più 12 manoscritti che non sono ancora stati pubblicati. Quindi questa è un'antologia che il lettore, leggendo, diciamo, questo libro, se ha piacere di approfondire la tematica che gli interessa, può trovare il libro sia nelle librerie sia online. In questi Figli adottivi si parla dell'inizio, si parla come mai io ho scritto questo libro, la sinossi e qualche prefazione che è stata fatta. Qualche breve di cronaca: un operaio di 42 anni di Aragona è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo il Viale della Vittoria nel centro di Grotte. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato prima contro un'auto condotta da un 29enne, poi contro un camion alla cui guida era un canicattinese. E fiamme a Licata, un cassonetto dei rifiuti nello spiazzale di una concessionaria di auto sita in via Torregrossa è stato danneggiato da un rogo la cui natura non è ancora chiara. Diverse le ipotesi sul tavolo degli investigatori, che stanno cercando di capire cosa possa aver preso fuoco da solo e non un cassonetto. Per questo motivo tra le piste battute ci sarebbe anche quella che porta ad un'azione dolosa. E
E ancora a Licata è stato momentaneamente interdetto dai carabinieri della locale compagnia l'accesso al chiostro San Francesco dal sopralluogo espletato per i lavori di ristrutturazione da cui sarà interessata la vicina chiesa di San Francesco. È emersa la presenza di ossa all'interno del chiostro San Francesco. Fin qui nulla di strano, perché all'interno della struttura c'è una cripta contenente un ossario con resti appartenenti ai monaci. Il tecnico che ha operato la ricognizione avrebbe però considerato alcuni resti ossei di una datazione diversa. Da lì l'intervento dei carabinieri della compagnia di Licata, che hanno interdetto l'accesso al sito di Corso Vittorio Emanuele in attesa di una nuova ricognizione sui resti e il successivo accertamento. Le opere SCART faranno da cornice all'inaugurazione ufficiale del programma degli eventi prevista per sabato 18 gennaio al Teatro Pirandello di Agrigento, alla presenza delle massime cariche dello Stato. SCART è la piattaforma artistica del gruppo ERA, che grazie alla collaborazione con alcune tra le più prestigiose accademie di belle arti italiane trasforma i rifiuti in vere e proprie opere d'arte. L'opera in anteprima sarà il quadro del Tempio della Concordia con il legno delle barche dei migranti. Sentiamo. Sì, per Agrigento è importante essere capitale italiana della cultura 2025 per una serie di fattori. Principalmente è una città che necessita di servizi, una città che necessita di decoro urbano più curato, è una città che da sempre ha avuto delle difficoltà anche economiche. Questa è un'opportunità unica per la nostra città. Naturalmente abbiamo presentato un progetto, un dossier a Roma che parla proprio di questo, e saremo poi noi agrigentini a riuscire a sfruttare questa opportunità unica, penso, per il nostro territorio, perché ho incluso anche l'intera provincia di Agrigento, e poter cambiare le sorti a 360 gradi della città. Parliamo non soltanto di cultura, perché tutto sommato Agrigento è sempre stata capitale italiana della cultura. Naturalmente in questo caso stiamo invertendo la rotta, non parleremo più di economia della cultura, ma di cultura dell'economia, cioè studiare proprio come l'economia può essere importante per un territorio, proprio non solo dal punto di vista culturale, ma economico. Agrigento, capitale della cultura, ha un rapporto strettissimo con il rispetto dell'ambiente. Il titolo del dossier presentato a Roma al Ministero dei beni culturali è proprio il sé, l'altro e la natura. Il sé è l'uomo, il cittadino, l'altro può essere il vicino di casa, può essere il compagno di scuola, può essere l'immigrante, e poi la natura è tutto l'ambiente che ci circonda, e quindi uno degli obiettivi fondamentali di questo ambizioso progetto è proprio quello di migliorare dal punto di vista proprio ambientale il territorio agrigentino, il territorio dell'intera provincia, e cercare anche di sfruttare tantissimo la problematica del riciclaggio e usare poi i materiali di scarto per far sì che Agrigento possa stravolgersi anche dal punto di vista perché no, ambientale. Scusate il gioco di parole, però penso che il riciclaggio serve proprio per riciclare la vera città. E adesso il calcio, Accra-Gassenna, Coppa Italia, Serie D, disputata mercoledì, eliminata la squadra agrigentina. Archiviato un weekend abbastanza amaro, l'Enna torna in campo per i 32esimi di Coppa Italia Serie D, impegno infrasettimanale importante per i gialloverdi alla ricerca di un pronto riscatto dopo il 4-0 subito a Siracusa. Sul prato verde del generale Gaeta fa visita all'Agragas, fanalino di coda in campionato e reduce dallo 0-0 contro la quotata Reggina. La formazione gialloverde per affrontare questa sfida con Testa Grossa, Amente, Spasa, Mbaye, Otero, Timmoneri, Rotella, Guadalupo, Longhi, Lusce e Nardella. Risponde l'Agragas con Gerlero, Centorbi, Prestigiacomo, Riggio, Rechichi, Galliano, Santa Paola, Pietro Junior, Sofra, Iddi, Violante e Sinadra. Le due formazioni fanno ingresso sul terreno di gioco del generale Gaeta, campo invertito per questo turno di Coppa Italia. È come se fosse in casa l'Agragas, è come se fosse in trasferta l'Enna, che però gioca tra le mura amiche. Partiamo allora col film del primo tempo. Al 18esimo, punizione battuta veloce da Rotella, il pallone in zona Otero che prova a metterla in mezzo, Rechichi allontana in calcio d'angolo. Dal
corner che ne segue, perfetto il tracciante per Espasa, perfetto, e come Gerlero nella parata, ancora in calcio d'angolo, minuto 32, Espasa stavolta in fase di impostazione riesce a trovare il compagno Nardella, il numero 30 tra i migliori in quest'ultimo periodo in casa Enna, cerca il sinistro dalla distanza, potentissimo di poco alto, 39esimo Nardella ancora protagonista, sguscia a destra, qui forse fallosamente per il direttore di gara e per l'assistente non c'è nulla, conclusione deviata ancora da Gerlero, minuto 46, l'unica chance dell'Agragas col tentativo di Pietro Junior Santapaola che riconquista la sfera e cerca il jolly dalla lunghissima distanza, non trova lo specchio della porta, finisce così il primo tempo al Generale Gaeta, ancora 0-0 tra Agragas ed Enna. Nei 32esimi di Coppa Italia Serie D si parte con un cambio, dentro Cristiano, fuori Guadalupo, 63esimo, Nardella in area di rigore, cerca la conclusione per il direttore di gara, questa respinta di Rechichi con il braccio, queste invece le nostre immagini, fatto sta che l'Enna può beneficiare di un calcio di rigore, sul punto di battuta si presenta l'attaccante Luscia, la sua rincorsa breve, la finta e poi il pallone piazzato proprio lì a centro porta, si sposta Gerlero, 0-1 Enna, avanti la formazione di mister Pagana, minuto 64, doppio cambio, entrano Secca e Sena, fuori Luscia e Longhi, al 77esimo ci sarà l'ennesima sostituzione con Moreso per Timmoneri, minuto 81, l'Enna chiude i conti e guadagna i 16esimi di Coppa Italia Serie D con Cristiano che va a combinare a sinistra col compagno, ancora Cristiano a memoria all'indietro dove arriva la corrente rotella, c'è una deviazione probabilmente decisiva da parte di Presti Giacomo, ma ciò che più conta è il gol, quello di Rotella che fa 0-2, l'Enna mette in discesa definitiva la propria partita, ultimo cambio, fuori Longhi, dentro Mussa Bamba, cerca il tris, la compagine giallo-verde con l'ennesimo colpo di genio di questa partita di Cristiano, il pallone in profondità per il neoentrato Sec, conclusione da dentro l'area col destro non preciso, arriverebbe anche il gol da parte dell'Agragas ma viene annullato per presunto fuorigioco di Gagliano su assist di Lofaso, finisce così al Generale Gaeta, l'Enna conquista l'accesso ai 16esimi di Coppa Italia Serie D, eliminato l'Agragas, finisce 0-2, un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima. Pallamano, progetto scuole in campo presso lo Sport Village Bellavia, ci sono le interviste. Tanti giovani giocano a pallamano ad Agrigento, il sunto di questa bella iniziativa allo Sport Village. Il sunto è che abbiamo iniziato un mesetto fa a girare per 3 istituti comprensivi per fargli conoscere la pallamano, che poi tutto questo si conclude con la giornata di oggi. Quindi abbiamo fatto durante l'orario intracurriculare abbiamo fatto lezioni di pallamano facendo con l'appoggio dei professori di educazione fisica e oggi abbiamo fatto questo torneo amichevole tra i ragazzi. Le scuole partecipanti? Sono l'Istituto Comprensivo Esseneto, l'Istituto Comprensivo Anna Franche e l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. La particolarità di questo torneo è che si fanno le rappresentative di prima media maschile e femminile, di seconda media maschile e femminile, terza media maschile. Quindi oggi qua siamo riusciti a portare qualche 300 ragazzi che hanno conosciuto la pallamano, chi la gioca regolarmente, chi invece l'ha conosciuta e spero che continui a giocarla. Le sue sensazioni al vedere tantissimi giovani giocare a pallamano? Ma sicuramente è quello che noi ci auspichiamo sempre, quando li troviamo poi concretamente non possiamo non essere assolutamente soddisfatti e ci riempie veramente di orgoglio, perché quando una platea così ampia come quella che stamattina stiamo vivendo ad Agrigento sicuramente è uno stimolo in più ed è anche una verifica per il percorso che stiamo facendo in maniera fattiva. Come sta la pallamano in Italia? Ma devo dire che la pallamano in Italia non è omogenea, ci sono punte d'eccellenza e punte in cui c'è purtroppo una desertificazione e sperando che la nuova governance riesca a coprire anche quelle aree geografiche che purtroppo nel corso degli anni si sono desertificate. Tra l'altro questo è un momento molto importante perché comunque la nazionale maschile sta raggiungendo degli standard veramente importanti. Giusto ieri
Era impensabile un risultato come quello di ieri con la blasonata Spagna, che si è perso solo di 1, ma frutto solo di alcuni episodi rocamboleschi durante la partita, e quindi significa che il movimento in generale dal punto di vista qualitativo sta portando i suoi frutti, e chiaramente sono frutti che vengono costruiti con un'azione programmatica importante e strutturata. Quanto è importante far entrare la pallamano nelle scuole italiane? Beh, io sono un ex insegnante di educazione fisica, ho incontrato la pallamano a scuola e quindi ho sempre pensato che è il punto fondamentale per tutti gli sport, in particolare per la nostra disciplina, che deve essere sempre più divulgata. Ho voluto ricoprire questo ruolo al momento in cui ho avuto l'occasione, cioè dire di avere la delega alla scuola, proprio perché voglio fare un lavoro importante proprio per far entrare la pallamano quanto più possibile nella scuola. E qui devo dire che c'è un esempio veramente straordinario. Sono arrivato e sono veramente felice di aver visto tutti questi ragazzi che oltretutto in un colpo d'occhio ho visto che già conoscono la pallamano, la stavano giocando pure abbastanza bene. Quindi faccio i complimenti all'amico Lillo Gelo, che è l'anima di questa organizzazione, e ovviamente alla società e al comune di Agrigento. Sono venuto anche perché noi stiamo lavorando appunto per tutta una serie di iniziative per poter entrare in maniera massiccia all'interno della scuola. Abbiamo anche modificato un pochettino il regolamento scolastico ed era mia idea vedere se poteva anche funzionare meglio. In un colpo d'occhio posso dire di avere visto bene. E credo, forse è tanto dirlo da consigliere federale, che la Sicilia sta veramente dimostrando di essere un volano importante per tutto il movimento italiano. Sì, grazie alla pallamano si entra anche nelle scuole. Devo ringraziare tutto il presidente della pallamano Girgenti, di Paolo Vella, per l'impegno che ci sta mettendo proprio perché crede tantissimo sia nello sport ma nell'educare i nostri giovani. Ringrazio anche l'allenatore Gelo, anche lui per l'impegno profuso. Naturalmente è importante che una disciplina sportiva dove ha come scopo anche quello di aggregare, quello anche perché il gioco di squadra, sapete bene, è importantissimo per lo sviluppo psicofisico dei nostri giovani. Quindi questo è fondamentale, è importante che entra nelle scuole e entra anche come disciplina proprio nelle pratiche di educazione fisica. C'è grande interesse da parte dei ragazzi e penso che sia lodevole da chi si sta occupando di questo da diversi anni da Agrigento fare proprio i complimenti. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione è visibile sul 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino, e poi sul 268 in tutta Italia, sulle smart TV e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque voi siate. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni.